Reception del Relais del Lago con il signor Ciomè, la sua signora. Eccola qua, buongiorno. Buongiorno, questo è il Relais del Lago con i riconoscimenti. Ecco, adesso questi sono i riconoscimenti dei nostri giorni. Abbiamo Booking, abbiamo TripAdvisor. Sicuramente è importante per noi anche questi come li chiama lei giustamente, riconoscimenti, anche perché per noi il confronto con le persone che sono nostri ospiti è molto importante. Ma non è solo retorica quella che dico, è un discorso di vivere quotidianamente, perché il nostro lavoro è su 24 ore. Come ha visto, passiamo dalle colazioni la mattina al ristorante la sera, e al taglio dell'erba o comunque alla manutenzione della struttura, e avere un rapporto con i clienti, che spesso poi diventano amici o comunque buoni conoscenti, per noi è fondamentale. E avere poter capire che cosa poi i clienti veramente hanno percepito della nostra filosofia, o comunque della filosofia nostra dell'accoglienza, fa molto piacere. A volte rimani un po' amareggiato perché magari non sei riuscito a capire o non sei riuscito a fare tutte le cose che fanno star bene le persone, però è anche vero che il nostro è stato più un sogno che è nato nell'89 e poi è stato iniziato nel 99, di riportare questa casa, che era una casa completamente diroccata, come può vedere anche nella fotografia. Abbiamo completamente rinnovata, cercando di rispettare il più possibile la sua archetipo originale. Abbiamo, come le dicevo, sono tutte cose che servono anche a noi per migliorarci, per cercare sempre di più di avere una struttura che dia soddisfazione a noi e alle persone che vengono a trovarci. E questi sono risultati, perché 9,1 Booking, immagino che sia un livello alto, e Touring Club italiano, quindi anche Cremona, via Luigi Cremona, immagino per la buona cucina, no? Perché Touring Club, come la Michelin, si occupa anche di camere, di alberghi. In questo caso, ecco, Serendepico, questo nome che è tutto un programma. Ma il nome nasce praticamente da una ragazza che, studiando lingue, cercava un nome particolare per il ristorante, e nel 2005, quando noi avevamo dato in gestione la parte ristorativa, venne coniato questo nome, cioè un gioco con serendipity, perché secondo loro e anche secondo noi doveva essere un locale che quando uno arrivava non si aspettava.